domenica e ben ritrovati su FIPAV Veneto TV. Oggi ci ritroviamo al palazzetto di Dossobuono a Villafranca per la terza edizione del campionato regionale Under 13 maschile 3x3. Il torneo è riservato agli atleti nati fino al 2004 e si svolge nella particolare formula del 3 contro 3. 12 le squadre in rappresentanza di tutte le province del Veneto che si stanno confrontando qui sul campo veronese per conquistare il terzo titolo dopo il Castellana Volley e Pallavolo Padova, campioni rispettivamente dell'edizione 2014 e 2013. La particolare formula del 3x3 maschile, lo ricordiamo, è stata fortemente sostenuta dal coach della nazionale Berruto con l'obiettivo di rilanciare il movimento e di arginare l'abbandono precoce della disciplina del volley, soprattutto nel settore maschile. Siamo qui con Giovanni Piaser, che è il vicepresidente FIPAV Veneto. Vicepresidente, un torneo che di anno in anno diventa sempre meglio, sempre più combattuto. Che cosa ci racconta? Sì, diciamo questa è la terza edizione del campionato Under 13 3x3. Dopo un primo anno dove il livello era abbastanza così difforme tra le varie formazioni, quest'anno, come lo scorso anno, le squadre che sono arrivate in finale si sono confermate tutte di altissimo livello, quindi credo sia un'esperienza da ripetere anche in futuro, certamente. Siamo per il secondo anno consecutivo qui a Dossobuono a Verona, gli impianti sono adeguati perché avere due palestre così vicine per poter far giocare 12 formazioni contemporaneamente non è cosa semplice. Devo ringraziare quindi il Comitato di Verona che ancora una volta ci ha ospitato. Allargati di più, tutto braccio diagonale, punto, stop, senza paura. Non lasciamo cadere niente, loro provano sia a tirare che a fare pallette. Di secondo, se la palla è sopra la rete.
Alice, una vittoria quest'inverno e adesso di nuovo Padova, ancora Padova. Adesso andate a Cagliari, cosa ci racconti? Oddio, cosa vi racconto? Che intanto il nostro obiettivo era prima di andare a Cagliari, poi di vincere, e ce l'abbiamo fatta e siamo contenti. Siamo contenti perché dopo la finale di Coppa Veneto che abbiamo vinto, di cui tutti questi 4 ragazzi hanno fatto parte della squadra, e è stato un po' difficile rimettersi in moto e comunque continuare ed avere ben chiari gli obiettivi di fine anno, e questo è uno dei primi obiettivi, l'abbiamo raggiunto, quindi tiriamo un sospiro di sollievo intanto, che è una cosa che dico sempre. E poi venerdì abbiamo già le semifinali dell'Under 14, quindi non è che ci fermiamo più di tanto, continuiamo a lavorare. Quindi squadra che vince non si cambia? No, quello no, mai. Nicolas, un secondo posto sudato, avete venduto a cara la pelle, adesso andate a Cagliari insieme ai vostri conterranei che sono dall'altra parte del campo, cosa ci racconti? Niente, gruppo quasi nuovo quest'anno, orgogliosi del nostro secondo posto, e si vola, speriamo di volare sempre più in alto e bravi, complimenti al gruppo che cresce giorno per giorno.